Serie B-Win. Tutti i colori della passione. La 10ª giornata del campionato di Serie B-Win propone lo scontro tra le due squadre più in forma del momento. Il Torino di Giampiero Ventura, capolista dopo 4 successi consecutivi, lo stesso numero di vittorie colto dalla Juve Stabia di Piero Braglia, nonostante la penalizzazione di 5 punti combinata dalla commissione disciplinare in settimana. Un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio per ricordare le due vittime del tragico incidente di domenica scorsa. Ha costato la vita a 2 ragazzi con lo schianto contro il pullman del Torino. Viene ricordato anche Meroni, grande giocatore del Toro degli anni 70, scomparso 44 anni fa. Partita che inizia in sordina per il Toro con la prima occasione per Zito, che però viene fermato per un dubbio fuorigioco. Poi la risposta di Granata con Antenucci, il cui tiro viene contratto e poi respinto prima della linea di porta. È un Toro che fa molta fatica a macinare gioco, che un erroraccio in difesa da parte di Parisi, prova ad approfittarne Zito, ma la sua conclusione con il sinistro va sul fondo. Non è contento Ventura, non succede nient'altro nel primo tempo, ma la prima sostituzione è degli ospiti, con Bakogu che va a rilevare Sau, dunque un attaccante per un'altra punta, e il nigeriano rischia subito di portare avanti i suoi su questo pasticcio clamoroso di Glick, che sbaglia il retropassaggio con il petto, il tocco troppo violento dell'attaccante della Juve Stabia che sfiora il colpaccio dopo 20 secondi dall'inizio del secondo tempo. Ancora Juve Stabia, ci prova Erpen dalla bandierina, Coppola oppone i pugni, scuote la testa Ventura perché vede che i suoi faticano a macinare gioco, allora deve provare Stevanovic a inventarsi qualcosa. Qui va via sulla destra, mette il pallone al centro e in qualche modo si salva la retroguardia stabiese. Anche Piero Braglia inizia però a tradire un po' di preoccupazione. Piazzano tutti in verticale del Toro, Bianchi fin lì un fantasma, si costruisce da solo questa occasione con questo destro che va alto di poco, senza deviazione. Però una Juve Stabia che non solo si difende ma prova a rispondere colpo su colpo. Ancora Mbakogu sale più alto di tutti ma non riesce a dare violenza al suo colpo di testa. Ci prova su palla inattiva al Torino, va Parisi, c'è una deviazione, Sekulin nonostante il pallone rimbalzi pochi metri davanti alla sua linea di porta riesce a respingere. E però Alen Stevanovic, l'uomo più in forma della squadra di Ventura, altra azione dirompente sulla destra, poi pallone per il neo entrato Sgrigna che però non trova il bersaglio grosso. Ancora Toro, lancio in profondità per Bianchi, il secondo assistente dell'arbitro Spinelli di Como, la signora Cini alza la bandierina per un fuorigioco piuttosto dubbio. Infatti ci sono le lamentele del capitano Granata che però si rifarà al minuto 80. Lancio di Glick col gognometro, qui Molinari si perde Bianchi, che di testa lascia lì Sekulin, è il gol del vantaggio del Toro, esplode tutta la gioia della curva torinese ma anche di Giampiero Ventura. Andiamo a rivedere, troppa libertà per un bomber come Bianchi che segna il suo quinto gol in questo campionato con questo perfetto colpo di testa incrociato. La gara naturalmente cambia ora in favore del Torino che ha molto più spazio in contropiede, ma qui Coppola rischia l'erroraccio calciando addosso a Adriano Mezzavilla, entrato al posto di un evanescente Dani Levicius. Ci prova ancora Bianchi a 3 dalla fine. La Juve Stabia con le ultime energie a disposizione sfiora con Raimondi il pari, ma c'è una grande deviazione da parte di Parisi e l'ultima grande occasione, nonostante questo tiro largo di poco da parte di Bianchi al 94esimo, il Toro infila la quinta vittoria consecutiva e dunque primati in classifica con 6 lunghezze di vantaggio nei confronti di Padova e Sassuolo.